Allora? Com'è? Guarda, è molto buono, veramente. Potresti aprire un ristorante. No, non posso, non so fare i dolci. Ah, quello sono bravo io. Ti immagini un chirurgo che fa pasticcere? Che c'è? Che stai pensando? Giulia, stavo pensando a te. Pensavo a quanto mi piacerebbe tornare a casa la sera e trovarti lì ad aspettarmi. Con i nostri figli che giocano con il cane e corrono per la casa. Televisione accesa. Pensavo a una grande casa e a una grande famiglia. Sogni. Tanti sogni. Ora tocca a te. È valido qualsiasi cosa. Ambizioni, sogni, puoi dire quello che vuoi. Allora, vediamo. Beh, sulla casa grande e i figli sono d'accordo con te. Sul cane un po' meno. Davvero, dai. Sto dicendo sul serio. Va bene. Allora, mi piacerebbe adottare Giada. E magari darle anche un fratellino. E poi però prometti di non ridere. Promesso. Vorrei sposarmi con le peonie. Sai, i fiori, no? Mhm. In testa come acconciatura. Ah, Lo so, è una cosa buffa, ma ce l'ho da quando sono piccola. va bene. Allora, un brindisi alle peonie e ai nostri sogni. Mm? Troppi pensieri stasera? Nino, Scusi, non volevo spaventarla. Grazie per i libri che mi ha regalato. È stato un pensiero gentile. Lo sapevo che le sarebbero piaciuti. Le va di fare due passi con me? Jean. Il mio vero nome è Jean. Jean. E come mai hai deciso di dirmelo? È come nel libro che mi ha regalato, I Miserabili. Mi sento come quel Jean. Stesso nome, stessa storia. Io so quello che ti è successo. Nei casi come il tuo alla polizia fanno delle indagini. Mi hanno detto tutto. Allora sai che ho ucciso la mia moglie? Io so che Jean Meunier è stato molti anni in carcere e che ha pagato il suo debito con la giustizia. Quel debito non sarà mai stiamato. Jean, No. È colpa mia. È stato un errore venire qui a parlare. l'errore è non parlare, tenere tutto dentro. Non voglio parlarne. Jean, lo stai già facendo. Buonanotte, Denise. piatto. Ma come l'hai detto? Come l'ho detto? Beh, l'hai detto come dico io, bisturi. Solo che stavolta l'assistente sono io. Beh, per una volta ci scambiamo i ruoli, no? Già, scambio di ruoli.
Lo sai, quando ero piccolo avrò pensato almeno 1 milione di volte allo scambio di ruoli con mio fratello. Con Paolo? Sì. Poi sono passati gli anni, ho iniziato a studiare, ho iniziato a, insomma, a sgobbare molto sui libri e cercare di essere responsabile, affidabile. Ma sembrava che le cose non cambiassero mai. Lui era il preferito. Mamma stravedeva per lui. Io sembrava non facessi mai abbastanza. Scusami tanto. Non volevo. Figurati. Capisco bene di cosa parli, sai, ci sono passata anch'io. Con Luisa? Già. Guarda tua sorella, fai quello che fa tua sorella. Sempre la stessa storia. Anche mia madre ha amato una figlia sola, anche se non ha mai avuto il coraggio di ammetterlo. Sai allora noi cosa facciamo? Andiamo te. E tu? Oh, oddio. E tu, ami? E tu ami me?